Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Con questa celebrazione diamo inizio al Triduo Pasquale. Voi siete nelle vostre case e seguite dalle vostre case questa celebrazione. Ma sapete che la famiglia è la piccola chiesa, la chiesa domestica, quindi facciamo sì che ognuna delle vostre famiglie diventi una piccola chiesa, come? Facendo attenzione alla celebrazione. Potete seguire da casa e sentirvi presente come se foste in chiesa. E un invito rivolgo ai ragazzi. Di solito a questa celebrazione partecipavano molti ragazzi, seduti, no? Sugli scalini, per vedere il momento della lavanda dei piedi. Ma seguitela, bambini, se mi state vedendo, vi invito a seguirla, bambini e ragazzi, insieme con quelli più grandi, perché questa celebrazione è importante non soltanto per la lavanda dei piedi, poi spiegheremo il significato, ma è importante in se stesso, ecco perché noi celebriamo l'ultima cena durante la quale Gesù ha consacrato il pane ed il vino ed è rimasto in mezzo a noi per sempre, quindi anche oggi, sotto i segni del pane e del vino consacrato. Fratelli e sorelle, la celebrazione dell'Eucaristia sempre ci rende presenti all'ultima cena di Gesù, ma oggi in modo del tutto speciale. Per accogliere con frutto la grazia di questo giorno, invochiamo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Cristo, pietà.
Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del sangue, lo porranno sui 2 stipedi e sull'architrave delle case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, che vi amiate a vicenda come io ho amato voi. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù:
Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Ogni volta che celebriamo la messa, noi non facciamo altro che ripetere quanto Gesù ha fatto durante l'ultima cena e obbedire al suo comando: fate questo in memoria di me. La messa la celebriamo tutti i giorni e con maggiore solennità la domenica, ma è importante questa sera che noi comprendiamo più in profondità questo che facciamo ogni qualvolta che celebriamo la messa. La messa nasce dalla volontà di Gesù. È stato Lui a celebrare la prima messa e noi oggi in modo particolare ricordiamo questo. San Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato ci diceva che cosa fece Gesù durante l'ultima cena. Il Signore Gesù prese del pane, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo. In queste parole, questo è il mio corpo, è concentrato il senso profondo della celebrazione eucaristica. Il momento centrale della messa è quello che noi chiamiamo consacrazione, ed è in quel momento che avviene lo stesso miracolo che avvenne durante l'ultima cena. Il pane diventa il corpo di Gesù e il vino diventa il sangue di Gesù. E Gesù lascia il suo corpo sotto i segni del pane e del vino perché noi ne mangiamo, ci nutriamo del suo corpo e del suo sangue per avere la forza di vivere la nostra vita di cristiani, di mettere in atto quelli che sono i suoi insegnamenti. Noi quest'anno viviamo un periodo particolare. So benissimo che molti di voi soffrono la mancanza della messa, del poter fare la comunione, perché molti mi dicono: un conto è fare la comunione spirituale, un conto è ricevere effettivamente il corpo di Gesù nel pane consacrato. Però dobbiamo accettare anche questo, e il fatto che noi non possiamo partecipare a messa di presenza, non possiamo fare la comunione, dovrebbe accrescere in noi questo desiderio. Appena le cose andranno meglio e ci sarà data la possibilità di celebrare la messa, di partecipare con maggiore entusiasmo e ricevere con maggiore volontà il corpo di Cristo, comprendendo l'importanza che ha, e lo stiamo comprendendo in questo momento in cui non possiamo fare la comunione. Ci può essere anche una tentazione, dal momento che uno incomincia a non partecipare a messa o a non fare la comunione, dice: ma in definitiva si può fare anche a meno della messa e della comunione. No, attenzione, La messa e la comunione sono fondamentali. Noi in questo momento in cui non possiamo partecipare personalmente a messa e fare la comunione, non è che lo stiamo facendo perché non apprezziamo e non comprendiamo la grandezza di tutto questo, ma lo stiamo facendo, proprio lo ricordavano oggi i vescovi, per un atto di amore nei confronti della vita, la vita nostra e la vita degli altri.
Quindi non è il fatto che noi non comprendiamo il significato, non desideriamo partecipare a messa e fare la comunione, ma di fronte a questo valore fondamentale che è il valore della vita, noi, guidati dai nostri vescovi in unione con il Papa, seguiamo questa disposizione anche delle autorità civili che ci dicono che è necessario fare di tutto per evitare quel contagio. Quindi è un atto di amore il non poter partecipare a messa e il non poter fare la comunione, e offriamolo qua al Signore, questo sacrificio che stiamo facendo, e chiediamo al Signore che rafforzi la nostra fede e faccia sì che noi possiamo comprendere, nel momento in cui ci manca, non possiamo partecipare, all'importanza della messa e la partecipazione all'Eucarestia. Un'altra riflessione vorrei farla per quelli che di solito anche alla domenica trovano una motivazione per non partecipare a messa. Dice: io vorrei partecipare a messa, mi piace, quando partecipo a messa, quando esco mi sento più rilassato, mi piace ascoltare la parola, però non partecipo a messa perché la domenica ho 1000 cose da fare. E adesso? Sono più domeniche che siamo dentro e tutte le cose che dovevamo fare ci siamo fermati. E allora a queste persone io vorrei dire: cogliamo anche questa occasione per comprendere che ci sono delle cose che sono talmente importanti che noi dobbiamo metterle al primo posto. Per un cristiano la partecipazione alla messa la domenica è fondamentale, quindi non è che debbono succedere queste cose negative, straordinarie, per riflettere, ma cogliamole queste occasioni. La messa della domenica è fondamentale, è Gesù che ci dice: fate questo in memoria di me. Quindi i primi cristiani hanno iniziato a celebrare la messa attraverso i secoli fino ad arrivare qua ad oggi. E in quel fate questo in memoria di me c'è l'istituzione del sacerdozio. Oggi è la festa del sacerdozio. Alcuni hanno mandato con gli auguri in maniera diversa, noi vi ringraziamo, lo faccio anche a nome di Don Giuseppe, vi ringraziamo. L'invito che vi faccio è quello di pregare per i sacerdoti come noi preghiamo per voi. Ogni qualvolta noi celebriamo con la messa ricordiamo sempre il popolo cristiano, quindi deve essere una preghiera reciproca. Noi preghiamo per voi e voi pregate per noi, perché tutti quanti insieme, popolo di Dio e sacerdoti, possiamo convivere da veri discepoli di Gesù. Il Vangelo di Giovanni si soffermava su un gesto che Gesù ha compiuto durante l'ultima cena, quella di lavare i piedi agli apostoli. Il lavare i piedi era il gesto del servo. Gesù lo fa, ma la motivazione, diceva il Vangelo, avendo amati i suoi, li amò sino alla fine. Quindi si riesce a mettersi al servizio degli altri se si amano gli altri e nella misura in cui si amano gli altri. E un'altra sottolineatura era questa: si alzò da tavola, depose le vesti. Le vesti intralciano nell'agire e nel lavare coi piedi concretamente, cioè eliminò tutto quello che poteva essere di ostacolo. Che cosa è che tante volte ci ostacola nel servizio verso gli altri? Per ognuno di noi possono essere motivazioni diverse, ma ne dico qualcuno: il nostro orgoglio, dice, come io mi metto al servizio dell'altro, ma io sono questo, io sono quest'altro. Gesù dice: voi vi chiamate Maestro e Signore, e dite bene perché lo sono. Se io, il Maestro e il Signore, vi ho lavato i piedi, cioè mi sono messo al vostro servizio, perché anche voi facciate la stessa cosa. L'ho fatto per darvi un esempio.
Vedete, in questa situazione che stiamo vivendo c'è anche qualcosa di positivo che noi vediamo, cioè abbiamo riscoperto il servizio nei confronti di chi ha bisogno, cominciando da quelli che sono a contatto con i malati, i medici, gli infermieri, il personale sanitario, ma anche a livello più generale ognuno si è messo a disposizione per aiutare gli altri. Abbiamo riscoperto l'essere prossimo agli altri in questa situazione, cose che magari nella vita ordinaria non facevamo. E allora cogliamo anche il bene dalle cose negative, quindi riscopriamo questa nostra capacità di mettersi al servizio degli altri. Siamo costretti, tra virgolette, a stare insieme nella casa per tanto tempo, vogliamo vivere bene all'interno della famiglia e allora facciamo questo sforzo, ognuno si mette al servizio di tutti gli altri membri della famiglia e allora diventerà più facile stare insieme. Ma poi il cristiano allarga l'orizzonte a tutti quanti. Per il cristiano tutti gli altri sono fratelli e allora si mette a disposizione di chiunque ha bisogno, sapendo che questo è l'esempio che ci ha dato Gesù e sapendo che alla fine il Signore ci giudicherà sul modo come noi avremo esercitato la carità. Allora chiediamo al Signore veramente che in questo periodo ci aiuti a comprendere e a rafforzare con la nostra fede nell'Eucarestia, vivere questo momento di mancanza concreta di poterci nutrire dell'Eucarestia per accrescere la nostra fede e aumentare il nostro desiderio di ricevere Gesù nell'Eucarestia e soprattutto ci dia la capacità in questa situazione che stiamo vivendo di essere disponibili nei confronti dei nostri fratelli che si trovano in situazioni di difficoltà e hanno bisogno del nostro aiuto. Il Signore Gesù ci ha invitati a fare con Lui della nostra vita un dono d'amore ai fratelli. Per questo apriamo il nostro cuore al rendimento di grazie. Preghiamo dicendo: donaci, Signore, il coraggio di amare. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Hai comandato ai Tuoi discepoli di celebrare l'Eucarestia in Tua memoria, per rendere presente il mistero pasquale. Ti affidiamo il ministero del Papa e di tutti i ministri della Chiesa, affinché siano sempre fedeli a questa grande vocazione, preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Ti offri al tuo popolo come pane di vita. Infondi in coloro che ci governano, nei responsabili delle istituzioni e in coloro che ne sono al servizio del bene comune, lo sguardo puro del tuo amore, che si dona con limpida generosità, preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Hai dato a noi la tua vita con amore infinito, rispondendo al tradimento con la potenza della misericordia. Sostieni chi è deluso, chi si sente offeso e tradito, chi fatica a perdonare e a risolvere antichi conflitti, preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, memoriale del tuo sacrificio sulla croce. La comunione con te ci renda nuovi e liberi di abbracciare cammini di speranza, per testimoniare a tutti il tuo amore, preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. O Cristo,
che ti sei fatto servo per amore, aiutaci a credere che la vittoria non si ottiene con il conflitto e la violenza, ma nell'umile dono di noi stessi, con te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A Te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria.
il suo corpo per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono, questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo, nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo nostro Signore affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti.
Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, pezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio. Grazie con la preghiera di benedizione, pezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio. Corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese questo calice glorioso nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie Dopo la cena, allo stesso modo prese questo calice glorioso. Dopo la cena, allo stesso modo prese questo calice glorioso nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre,
ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Domani, venerdì santo, vi ricordo che è giorno di astinenza e di digiuno. La celebrazione della Passione del Signore la faremo nel pomeriggio con inizio alle 5:30. Piano piano cacciamo, sì.